Siamo con Cristian De Curtis, portiere della Bitese, e il nostro Fabrizio Sanna. Allora, protagonisti di questa partita oliena, sconfitta per 3-1, come avete visto questa gara? Siamo da Cristian. Una partita sicuramente difficile già in partenza, perché erano due squadre che lottavano per i primi posti. Si è messa un po' male quando siamo andati sotto 1-0, siamo stati poi bravi al secondo tempo a riacciuffare il pareggio. Poi forse qualche episodio qualche ingenuità anche possiamo dire. Sì, esatto, un po' a nostro sfavore ci ha fatto andare sotto 2-1 e poi nel tentativo di recuperarla abbiamo subito il gol del 3-1. Però due squadre che stanno dimostrando, diciamo, di meritare le posizioni in classifica. Fabrizio? Sì, più o meno quello che ha detto Cristian. Sull'1-1 secondo me stiamo facendo una partita noi, poi abbiamo commesso l'ingenuità del rigore e da lì... Mister Udinese non era molto soddisfatto della prestazione, ha detto che potevate affrontare la gara con uno spirito diverso. Non lo so, ripeto, secondo me sull'1-1 abbiamo iniziato male forse, però dopo che l'abbiamo ripresa sull'1-1 stavamo giocando meglio noi secondo me, nell'episodio del rigore poi ha deciso la partita alla fine. E come mai hai deciso di venire da Codrongiano Sabiti? Come mai questa esperienza? Un'esperienza diversa, una società molto seria e un gruppo eccezionale che ho trovato fin dall'inizio. Diciamo che sì, alla fine giocheremo noi, la Corrasi e il loro Santo, riavvicinando anche il Tavolara fino all'ultima giornata, si inizierà tutta l'ultima giornata. Una lotta bella. Vedremo come finirà. Migliori portieri del girone? Voglio tre nomi. Tre nomi? Allora, è un po' difficile sempre, diciamo che... Vabbè, lui è il primo, a parte lui ovviamente. Di quelli che... bene il portiere del Addis, se non sbaglio, del Tavolara, che è un buon portiere, e anche il Portorotondo che sta comunque meritando il primo posto. Hanno un'ottima difesa, non so, un altro portiere che mi piace è il portiere dell'Orosei, Sali, un bravo portiere, una brava persona. Portiere con esperienza tra l'altro. Sì. Invece dei migliori centrocampisti? Migliori centrocampisti sicuramente Magia del Portorotondo, un giocatore che in questa categoria ti fa la differenza. E poi i nostri non li cambierei con nessuno, Lunesu e Becci. Benissimo ragazzi, io vi ringrazio, in bocca al lupo per le prossime partite di campionato.